È la prima volta che veniamo dall'anno scorso praticamente, abbiamo una casa qua, ma Una spiaggia così bella è impossibile resistere, quindi Anche perché dentro casa 2 mesi non è stato molto facile, quindi finalmente possiamo goderci un po' il sole. Ombrelloni e lettini saranno posizionati dal prossimo weekend, ma intanto la spiaggia di Jesolo comincia a popolarsi. Arrivi esclusivamente dal Veneto, pendolari del fine settimana che per il momento possono godersi metri e metri di spazio, lontano da ogni rischio di affollamento. perché se lo rispettiamo tutti riusciamo a godere anche tutti della spiaggia, altrimenti rischiamo di perderla nuovamente. Adesso è sì, per facile, fortuna. dopo vedremo quando c'è tanta Vedremo. gente. Tanta gente, ovvero la speranza degli stabilimenti balneari che si stanno attrezzando. Cartelloni, messaggi sonori a ripetizione e steward per garantire accessi ordinati e rispetto delle distanze. Una cosa è certa, andare al mare non sarà più come prima e sarà fondamentale prenotare il posto in spiaggia anche attraverso un'app. Ogni stabilimento prevederà dei posti contingentati, cioè innumerare le persone all'interno, non ci sarà un afflusso e un accesso indiscriminato, prenotare per tempo il posto spiaggia, sia esso in zona libera sia esso in zona commerciale, però arrivare a Jesolo già con una prenotazione scritta. Le spiagge libere rimarranno tali solo per il portafoglio, ma controllate per accessi, distanze e balneazione. Di piantumarle con dei paletti da ombrellone e quindi il paletto da ombrellone messo a 10 metri di distanza, cioè in una 3 metri e mezzo, 4 metri uno dall'altro, creeranno la zona prevista dei 10 metri quadri. 10 metri quadri per ogni ombrellone, 12 in alcuni casi, ma non è sufficiente, occorre organizzare anche gli spostamenti. Inevitabilmente ci sarà un avvicinamento con le altre piazzole. Noi stiamo studiando anche delle situazioni in cui si creino dei corridoi all'interno dello stabilimento in cui ci sia un accesso tranquillo, sereno e rispettoso di quelle che sono le indicazioni. Almeno per quest'estate, sole e relax saranno quindi il risultato di una complicata equazione geometrica e logistica. Per gli operatori turistici invece vincere equivale a contenere le perdite. 30-40% riusciremo a misurare la diminuzione di afflusso turistico. Senz'altro è una stagione anomala, è una stagione diversa dalle altre, siamo all'anno zero.